E ciao, questo è un video per farvi vedere la beauty box di giugno. Però prima di iniziare volevo farvi vedere da vicino la laminazione delle ciglia che mi sono fatta l'altro giorno. L'ho già messo dentro il vlog che sto facendo, però il vlog lo vedrete venerdì. E qui da vicino con la telecamera vi faccio vedere il risultato. Questa volta me l'ho fatto la laminazione tirando su un po' di più le ciglia e colorandole di nero, così sembra che abbia su già il mascara. Questo è il risultato dopo questa nuova laminazione che mi sono fatta, e vi devo dire che questa volta sono più soddisfatta dell'altra volta. Io questi giorni non mi sono mai messa il mascara, e visto che le temperature sono anche salite, qualche giorno fa anche 30 gradi, mi va più che bene avere questa laminazione perché devo mettere meno cose sul viso. E poi in questi giorni penso di andarmi a rifare anche le sopracciglia, perché a parte che ho qualche peletto fuori posto e preferisco che me le tolga l'estetista, e in più qui inizio a vedere che la codina inizia a schiarirsi, per cui penso anche di andarmi a rifare la colorazione delle sopracciglia. Comunque adesso prendiamo in mano il motivo per cui sto facendo questo video. Questa è la beauty box Look Fantastic di giugno ed è fatta così. Questa è la scatola, qui adesso c'è il riflesso, ecco, vi ho tolto il riflesso, che c'è scritto Look Fantastic, ed è fatta così, con questo disegno del mondo. C'è l'Africa, l'Europa, la Scandinavia, qui c'è la Russia, un po' le Americhe sono un po', dovrebbero essere di qua ma sono un po' tolte. E allora apriamola. Aspettate, sempre il discorso del riflesso, qui ho fatto la traduzione della frase che c'è scritto questo mese nel coperchio della scatola, e c'è scritto: il viaggio ci rende tutti narratori. Siccome che è scritto in inglese, qui sopra ci ho fatto la traduzione. Questa è la frase scritta questo mese. C'è il solito libricino che spiega i prodotti che ci sono questo mese. Se riesco a prenderlo, il giornale Elle, questo qui che è scritto tutto in inglese, per cui non lo uso molto. E poi la beauty box è fatta così, con questa cartina gialla. Ha una profumazione che non saprei, è profumata, poi non sa né di niente, neanche da cartone. Ha una profumazione, però non saprei definirvela. Questa qui la apro, è tutta sui toni del giallo, vedete anche questi filini sono nei toni del giallo, e questi sono i prodottini di questo mese che adesso andiamo a vedere. Mi apro il libricino perché io ieri ho già fatto un po' di traduzione, come vedete mi sono scritta delle cose per capire che prodotti trovavo questo mese. Allora, iniziamo con questa, che penso di non utilizzarla. Addirittura è dentro la scatolina, dovrebbe essere un tubicino, esatto, è un tubicino fatto così. Allora, questa qui sarebbe una crema antiprurito lenitiva per le palpebre irritate, e sinceramente io non ho le palpebre irritate, per cui non penso di utilizzarla. È la prima volta comunque che trovo, adesso non so se lo inquadri, eccolo qui, che è scritto anche nelle indicazioni in italiano di cos'è. Comunque è un prodotto che non credo di utilizzare, per cui questo prodottino è per questo mese. Poi ho trovato questo peeling mask che adesso non so, penso che sia tutta confezionata, forse riesco ad aprirla, aiuto, ed è fatta così. Questa qui che è scritto che è un peeling mask. Allora vi leggo quello che c'è scritto di questo
di questo prodottino. Allora ho tradotto che serve per mantenere aspetto giovane della pelle. Questo è una marca danese e questa maschera elimina le cellule morte e rivela la carnagione radiosa e luminosa. È da tenere su dai 4 ai 5 minuti secondo la tolleranza cutanea, perché come va utilizzata una volta a settimana, perché dentro questa maschera c'è l'acido glicolico e l'acido sacilico, per cui mi sembra di aver visto altri video che l'acido sacilico è un ni per la pelle, perché certe pelli lo ricevono, certe pelli no, per cui io non l'ho mai provato e per cui è una novità, perché mi sembra, se non sbaglio, che anche nella nuova collezione di Mula che c'è il tonico, il tonico esfoliante abbia dentro l'acido sacilico, e anche lì c'è un ni per il discorso che certe pelli lo ricevono e certe pelli non lo ricevono. Basta che se dentro la quantità di questo acido è minima, è un discorso. Comunque c'è da stare un po' attenti, ecco tutto. Allora c'è dentro questa mascherina, poi c'è questa mini boccettina, cioè di qua vi faccio vedere che è grande come il mignolino il mignolo della mia mano, per farvi capire quanto piccola è questa boccettina. E questa boccettina sarebbe un siero di origine islandese che dà una nuova vita alla pelle. È un siero anti-età che riduce le rughe e si assorbe rapidamente ed è anche idratante. Questo qui sarebbe quello che, ed è 100% vegan. Questo qui sarebbe questo siero che è mignon. Giro pagina. Allora, poi qui ci sono queste due boccette. Nella beauty box c'è la possibilità di trovarne o l'una o l'altra, e di qua ci sono le indicazioni cosa serve sia l'una che l'altra. Io ho trovato questa qui nera, e questa qui nera sarebbe il Surf Spray, ed è un spray per fare styling nei capelli. Va spruzzato sui capelli e asciugato all'aria per dare volume. Qui c'è scritto per creare una capigliatura sana e voluminosa, ed è questo spray. Io non credo di utilizzarlo perché i miei capelli mi piacciono così. Allora proseguiamo con un'altra cosa utile. Diciamo che questa qui la posso utilizzare, è una saponetta, è un puro sapone greco naturale. Se non la utilizzo per lavarmi, mi va sempre bene per lavare i pennelli, visto che ha dentro, pensavo che ci fosse una quantità di prodotti naturali, invece c'è scritto proprio che è puro, ha il 98% di prodotti naturali, per cui è super naturale, e penso che non mi rovini i pennelli, perché vi dico che ho già in mente, perché io di solito faccio la doccia con i doccia schiuma, quelli liquidi, e per cui questo per lavarmi non penso che lo uso. Per le mani uso sempre il sapone liquido, per cui non andrebbe perso quell'uso. Avrei Davide che utilizza le saponette, ma si trova bene con quelle della Kiehl's che hanno dentro lo scrub, per cui questa diventerebbe un po' inutile, però per lavare i pennelli penso proprio che sia una buona saponetta. L'ultimo prodotto, che di questo sono felice di averlo trovato, è il prodotto di Filorga. Visto che so che Filorga ha dei prezzi un po' altini, provare un prodottino di Filorga mi va anche bene. Allora, questa qui è una crema anti-età, che c'è scritto qui che dopo 7 giorni di utilizzo si dovrebbe già vedere la pelle più tesa. Io non so se sia vero, più di provare non mi costa niente. Certo, anche questa qui è piccolino, sono 7, mi sembra, sì, 7 ml. È piccolino, però penso che mi basti 7 giorni, forse. Però questo qui da provare non è male.
Ok, vi ho fatto vedere cosa ho trovato in questa beauty box di giugno e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!